Nuovo appuntamento con il Tempo di un caffè. In questa puntata parliamo del caffè Barbaiata. Ancora oggi è uno dei caffè più apprezzati e deve la sua fama a Gioacchino Rossini. Ma scopriamo insieme a Michele qual è la storia di questo caffè. Questo caffè si chiama Barbaiata ed era un caffè preferito da un grande musicista italiano, Gioacchino Rossini, quando si trovava a Napoli come direttore del Real Teatro San Carlo dal 1815 al 1822. Essere direttore del Teatro San Carlo significava essere uno dei musicisti più importanti del mondo, perché a quell'epoca Napoli era una delle città più grandi e popolose d'Europa. E Gioacchino Rossini, insieme all'amico impresario teatrale milanese Barbaia, amavano bere questo caffè gourmet nelle caffetterie di Via Toledo. E quali sono gli ingredienti del caffè Barbaiata? Gli ingredienti sono fondamentalmente 4. Il primo, che è la base, è il caffè, la crema di zucchero per dare quel tocco di dolcezza, la panna montata e la cioccolata calda. Quali sono i procedimenti per prepararlo? Dunque, tutti e 4 ingredienti meritano un processo di preparazione particolare. Il caffè lo possiamo realizzare tranquillamente con la moka, la caffettiera italiana conosciuta in tutto il mondo. Una volta realizzato il caffè possiamo passare a realizzare la cremina di zucchero. Come si fa? Si mette in un contenitore per ogni parte di caffè 2 parti di zucchero. Dopodiché con l'aiuto di un cucchiaino si mescola il tutto fino ad avere una consistenza cremosa e di colore marroncino chiaro. Fatto il caffè e la crema di zucchero possiamo passare a realizzare la panna montata. Questa volta noi usiamo la panna vegetale, quindi la mettiamo all'interno di un'ampolla e con l'aiuto di un frustino elettrico frulliamo il tutto per 2-3 minuti fino a raggiungere una consistenza cremosa, quindi adatta poi per poterla versare all'interno del nostro caffè. E infine l'ultimo ingrediente, quello più amato dal grande Gioacchino Rossini, è la cioccolata calda. Come si realizza? È molto semplice. Una parte di cacao, 2 parti di zucchero si mettono all'interno di un pentolino, si mescolano i 2 composti per evitare il formarsi di grumi. Dopodiché si versano 3 parti d'acqua, si mette tutto sul fuoco per 2, 3, 4 minuti fino a quando la cioccolata calda incomincerà a bollire. Quello è il momento per capire che la nostra cioccolata è pronta e può essere quindi poi versata a completare il nostro caffè gourmet. Una volta che tutti gli ingredienti sono pronti non resta che assemblarlo e servirlo. Sì, più di assemblare direi comporre in onore al grande musicista di Pesaro. Dunque prendiamo un bicchiere tipo copita, un bicchiere molto elegante, adatto per l'occasione, versiamo di base la cremina di zucchero, dopodiché versiamo il caffè, aggiungiamo la panna montata e infine chiudiamo il tutto con la cioccolata calda. E adesso insieme a Vittorio non ci resta che provarlo. Non c'è posto migliore a Napoli, il Palazzo Barbaia, a 2 passi da Cambrinus, per gustarsi il caffè preferito da Gioacchino Rossini.